Benvenuto e bentornati in Veneto. Bentrovati tutti. Vai Fabrizio. Grazie. Grazie. Città dell'amore e della pace questa. Grazie. Il ritorno in Veneto dopo 20 giorni, da Venezia a Verona. Sono le 8 quando il Papa atterra al Bentegodi. Giustizia e pace si baceranno, l'intitolazione e l'auspicio della storica visita. Spero che si traduca in un impegno per il futuro, una responsabilità per Verona di essere un luogo di dialogo, di ascolto, di incontro e di far nascere anche qui quel seme per la pace che tutti auspichiamo e che mi auguro che oggi dall'Arena esca forte. Speriamo che questo possa essere un segnale di pace non solo per Verona e per l'Italia ma per tutto il mondo. Questa sua visita per noi è stato un dono per quel che riguarda la gioia del Vangelo e il dono della pace. Grazie. Come vi aspettate di ripartire dopo questa visita? Sicuramente con un ancora maggiore entusiasmo e poi con altre prospettive che vogliamo portare in campo. Il Santo Padre raggiunge San Zeno, patrono della città, di cui si celebrano i 1650 anni dalla morte. Lo attendono in migliaia. Eravate qui alle 5 a cercare un parcheggio. Alle 6 esattamente siamo arrivati. Da dove arrivate? Monteforte d'Alpone. È bello essere qui oggi. È una gioia, veramente. Non perdiamo il ricordo dello stupore della chiamata del Signore, dice Francesco davanti al clero riunito a San Zeno. Ci serve una chiesa che sappia cogliere i segni del nostro tempo. Audacia, coraggio, capacità di incominciare, capacità di rischiare. A tutti, lo ripeto, a tutti dobbiamo portare la carezza della misericordia di Dio. Si rivolge ai sacerdoti, ministri nel confessionale del sacramento della penitenza. Per favore che non sia una seduta di tortura. Per favore, perdonate tutto, tutto. E perdonare senza far soffrire. Perdonare aprendo i cuori alla speranza. Nel sagrato il dialogo con quasi 7.000 bambini e ragazzi accompagnati da genitori e catechisti. Noi ragazzi di terza media, che stiamo facendo la festa del passaggio, come possiamo mantenere la fede nei momenti di difficoltà e non avere paura di fare scelte controcorrente? Bravo. Sentite una cosa, non avere paura di andare controcorrente se voi volete fare una cosa buona. Avete capito? Sì. E dobbiamo avere paura di andare controcorrente? Il Santo Padre lascia a San Zeno alle sue spalle la gioia dei tanti, a partire dai più piccoli. Le ho detto ciao. È simpatico. Sì. A che ora vi siete alzati? Svegliati? Alle 5. Alle 5. Sei felice di questa giornata? Sì. E tu sei felice? Sì. Mi fate un ciao a Papa Francesco? 1, 2, 3.